Non solo l'uso dell'ormai onnipresente mascherina, anche la possibilità di misurare la temperatura dei clienti vietando l'ingresso a chi ha più di 37 gradi e mezzo, l'esposizione di prodotti igienizzanti e di schede informative sui comportamenti da tenere e soprattutto il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra persone. Sono questi i principali punti contenuti nelle linee guida della fase 2, su cui governo e regioni hanno trovato l'accordo. Accordo che individua ed elenca specifiche indicazioni per ogni attività. Nella ristorazione, oltre alle indicazioni valide per tutti i settori, le linee guida sono di favorire l'ingresso su prenotazione e di conservare l'elenco dei clienti per un periodo di almeno 14 giorni, privilegiare gli spazi esterni e tavoli disposti in modo da garantire almeno 1 metro di distanza tra le sedute, distanza che dovrà essere osservata anche nei locali senza posti a sedere, limitando il numero dei clienti. Vietati i buffet, consumazione al banco sì, ma solo se rispettosa delle distanze. Mascherina obbligatoria sempre per i camerieri, per i clienti quando ci si alza dal tavolo, igienizzazione frequente delle superfici. Spiagge e stabilimenti balneari. Anche qui si dovrà favorire l'accesso su prenotazione con percorsi diversificati per ingresso e uscita e conservare i nominativi per 14 giorni. Per ogni ombrellone dovrà essere garantita una superficie di almeno 10 metri quadrati, mentre lettini e sedie a sdraio non posizionate nel posto ombrellone dovranno comunque rispettare la distanza di 1 metro, con sanificazione ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Distanza minima che vale anche nelle spiagge libere, dove ci potranno essere addetti alla sorveglianza. Sì agli sport individuali come racchettoni o il nuoto, no, almeno per il momento, agli sport di squadra. Alberghi e agriturismi, oltre che su temperatura corporea e distanziamento, le linee guida si concentrano sulla ventilazione di stanze locali, che dovrà garantire la periodica aerazione naturale, aumentare la manutenzione e sostituzione dei filtri degli impianti di condizionamento, distanza minima anche in ascensore, salvo per i componenti della stessa famiglia, e mascherina sempre obbligatoria per gli ospiti. Parrucchieri, barbieri ed estetiste, le attività più delicate a causa della prossimità fra cliente e operatore. Per tutto il tempo della prestazione e compatibilmente con lo specifico servizio, entrambi dovranno indossare la mascherina. Per estetisti anche visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. I clienti all'interno dei locali solo per lo stretto necessario, niente riviste ad uso promiscuo e stop a sauna, bagno turco e idromassaggio. Commercio al dettaglio, nei negozi si entra solo con la mascherina, sempre obbligatoria per i clienti, per i commessi quando non è possibile rispettare il metro di distanza. Nei negozi di abbigliamento i clienti devono essere forniti obbligatoriamente guanti monouso per toccare gli indumenti da provare. Anche in piscine e parchi acquatici vige il metro come distanza minima negli spazi comuni. In acqua e nelle aree solarium e verdi l'indice di affollamento deve garantire almeno 7 metri quadrati per persona. Nelle palestre l'attività dovrà essere il più possibile pianificata, osservando il metro di distanza nei momenti di riposo, distanza minima che però sale ad almeno 2 metri nel corso dell'attività fisica.